Balmorel, una località, una comunità che vuole crescere, che si vuole farla crescere nel segno del turismo e dei prodotti tipici grazie a quella che fu la visione di Elserino Piol, precursore almeno una decina di lustri or sono di quello che sarebbe diventato oggi il mondo con web e PC. Lui a Morello era molto legato e ha sempre voluto ritornare qualcosa alla sua terra. Insieme inizialmente e poi dopo che sono partita attraverso me e mio fratello e mia zia Marinella che è sorella abbiamo messo in piedi qualcosa che è importante, secondo me da lassù si guarda giù con un sorriso bonario e si sta divertendo. Balmorel per voi cosa vuol dire? E sono nostre radici, mio padre è nato qua, nonni paterni erano in 12, fratelli Piol, mio nonno erano 8 fratelli Prade, tutti a Morel e quindi qua abbiamo le nostre radici. Il progetto che vede la luce si è sviluppato tra progettazione, sensibilizzazione sul territorio e ora promozione in un triennio. L'Infopoint sarà aperto 5 giorni a settimana dalle 11 alle 13. La sfida ora è vincere la scommessa. Il primo obiettivo è stato quello di capire se c'era una possibilità di produrre un'offerta turistica, perché non essendo un territorio turistico in senso stretto, nel senso che il turismo qua arriva in giornata e poi se ne torna a casa, era capire se era possibile comunque utilizzare le leve turistiche per un futuro diverso. E adesso? Adesso siamo nella fase di implementazione. Quindi abbiamo costruito l'offerta turistica, gli operatori, la gente del paese ci sta seguendo, dovremo capire se da un punto di vista della domanda la nostra offerta sarà ritenuta interessante.